Il Padova zittisce le critiche e travolge la bestia nera Prosesto con un perentorio 3-0. Nulla hanno potuto i lombardi che proprio l'anno scorso conquistarono l'Euganeo cancellando i sogni playoff del Padova. I biancoscudati sono scesi in campo determinati dal primo all'ultimo minuto di gioco, perfetti in fase offensiva, concentrati in difesa. Il reparto che fin qui aveva deluso ben 13 gol in 4 partite contando anche la Coppa Italia, trasformati verrebbe da pensare da una settimana di processi. Il risultato si sblocca subito dopo appena 3 minuti. Varricchio raccoglie un invitante cross di Carbone dalla destra e batte di testa il portiere della Prosesto. La partita si mette subito sui binari giusti. Cano, rientrato al posto di Facchin, fa lo spettatore mentre la squadra di Sabatini si scatena. Bovo fa il trequartista in uno schieramento molto vicino al 4-2-3-1. Rabito e Baù sugli esterni fanno il bello e cattivo tempo e al 31esimo arriva il meritato raddoppio. Bovo lancia Gentile in area che viene anticipato da Preite. La palla finisce sui piedi di Roger Rabbit, Rabito che all'interno dell'area batte Russo. 2-0 e il pubblico padovano applaude. Al 33esimo l'episodio che chiude praticamente la partita. Il difensore della Prosesto Campi si fa espellere lasciando in 10 la sua squadra. Rosso diretto per fallaccio inutile. Nella ripresa il Padova non si ferma nonostante il 2-0 e la superiorità numerica. La Prosesto non si rende mai pericolosa dalle parti di Cano. Cala un po' il ritmo rispetto ai primi 45 minuti, così Sabatini fa spazio al giovane Filippini e a Crovari al posto di Bovo. Il terzo gol arriva al 34esimo e porta la firma ancora di Andrea Rabito che raggiunge quota 5 reti in campionato. Il tiro non è irresistibile ma basta per superare il portiere russo. Finisce 3-0, ritorna l'entusiasmo all'Euganeo, ma la testa è già a Verona. Domenica prossima c'è il primo di 3 derby di fuoco. Se quello di ieri è stato un fuoco di paglia lo si vedrà ben presto.